No, io mi devo incazzare. Beh, bella ragazzi! Bella! Mi vedete un po' soleggiato? E guardate chi c'è in macchina. Sta già sclerando. Che guida che sta sclerando perché c'è un qua davanti, lo vedete, che non muove il culo. Non ne frega se della targa. E a cosa stiamo andando a fare, Piocco? Beh, stiamo andando alla Media World. Stiamo andando a Media World. Abbiamo appena venduto una PlayStation. Abbiamo. Appena venduto una Playstra. Chissà se si sente. Secondo me non si intende un bello cazzo. Vabbè, lo tengo così. Il finestrino mi sa che ci tocca tenerlo aperto. A destra si supera. O moriamo di basca. Adesso che vale. Vabbè, se non sentite un cazzo, pazienza. Se non si sente niente non vedrete questo video. Se si sente qualcosa lo vedrete. In ogni caso. Un cane, attento a non investirlo. No, al massimo Signora. investa la bambina. E noi mo mettiamo benzina. La benza. Poi devo andare a ritirare il dinareddo. Stiamo andando a vendere le ultime cose della PlayStation. Aperto Aperto, Minca, mi do auguro. Stiamo andando a vendere le ultime cose della PlayStation, vero? Sì. E poi a comprarmi il tablet. Ma non è aperto, manco per un No? cazzo. Che cosa? Ma la Media World già sarà aperto però. Ah beh, mi do auguro. Beh, ti do augura, sa. Questi guarda. Beh ragazzi, siamo rimasti da soli. Un po' di novità per il canale. 8000 iscritti, ringrazio tutti quanti per questo traguardo. Si è sentito un po' di casino alla strada, sbattete nelle palle. Intanto guardate il Piocco che sta facendo le sue macchinazioni il distributore. Allora, 8000 iscritti. Grandissimo traguardo ragazzi, io non me lo sarei mai aspettato all'inizio. Certo, per i tempi che corrono forse qualcuno potrà dire sono pochi. Però io resto attaccato, resto molto tradizionale, resto molto attaccato alla tradizione di YouTube da quando è nato. E non ho mai pensato di arrivare neanche a 10.000, 15.000, 20.000, quindi per me è 8. Sono zombie? Che cosa stai facendo? Adesso che stiamo venendo zia. Piocco che mi ha fatto prendere un colpo. Ecco, lo vedete. Comunque 8.000 iscritti e 400 di subiocchi. Quindi ragazzi, stiamo andando alla grande. Come avete potuto vedere sono diventato admin della pagina Facebook di Perché Code è la nostra fede. Ringrazio Vito, che è il primo admin per avermi messo admin. L'ho accettato principalmente per tenere la pagina un po' più attiva dal punto di vista della comunità. No, c'è una signora che stava luppando nella fermata del pullman. Vedete? Dicevo, l'ho fatto per tenere un po' più attiva quella pagina là. Eccolo, tornato il Piocco, ora possiamo partire. Qui devi girare, vero? Qua è via qui. Quindi fra un po' un piccolo taglietto e poi vedrete Piocco scrivere in autostrada, vero? Autostrada. Il tablet degli 8000 iscritti, tablet speciale 8000 iscritti. Che andrà a uno di voi? No, uno bellugazzo. Che andrà a me, io sono uno di voi che andrà a me. E poi cosa? Sto pensando di organizzare dei tornei di Call of Duty con uno sponsor. Poi vediamo qual è. Poi vediamo come andrà. Che cos'è questa alone strano che si vede attorno a te, Piocco? Il sole. A destra, a sinistra, scusa. Tutto ballando con le stalle. Guardate che bello che è il Piocco guidando. Agata è fredda, non spuntare. Agata è fredda, questa macchina si chiama Agata. Io vi lascio, là, adesso quando scendo da prelevare, lascio il cellulare al Piocco. Beh, così diciamo la storia di Agata. Esatto, che vi racconta la storia di Agata. Andiamo a prelevare il dinareddo. Attenzione. Questa via è una via un po' merda. Si chiama via merda, vero? Sì signore. Ecco qua. Attenzione a non investire la gente. Piocco, parla e chi sta. Vediamo che bello che sono, tra poco. Dai che c'è il dito in mezzo. Commenti. No. Non lo vedi? C'è qualcosa in mezzo. Bravo. Come si apre? Allora, commenti. Pensa. Vediamo, spero di avere il borsellino. Allora, la storia di Agata. Allora, una volta sono andato all'Auchan, bellino quel cane. All'Auchan e ho parcheggiato. Sono entrato al supermercato e quando sono uscito non mi ricordavo più dove avessi parcheggiato la macchina. Per questo stavo cercando. E quando l'ho trovata, quando l'ho vista, ho gridato la Agattara! Agattara in sardo significa trovata, per cui da lì è nata questa storia. E la mia bellissima Brum Brum si chiama Agata. Agattina. Vorrei farvi vedere quel cane, aspettate un po'.
Non si vede a casino ce li portino. Allora, questa zona è una vaghetto leggera, un pochettino bruttina, per cui bisogna rimanere con gli occhi aperti come le quacquere. Agacchio. Zeus in noi. Aspetta che mi faccio un po' più avanti. Ecco. Abbiamo permesso a qualche altro di parcheggiarsi. Buddha li sta fabbricando. È andata alla zecca a prendere i soldi. Agacchio Zeus in noi. Questo ho parcheggiato la macchina in mezzo ai coglioni e adesso non ci passa il pullman. Ancora registrando? No. Mi serve su telefono, devo chiamare mia mamma per chiedere il codice PIN della carta di baby. Siamo ritornati. Salutiamo. Qua c'è anche il navigatore satellitare. Più che altro siamo minimo mezz'ora rispetto a quando abbiamo salutato prima, perché è successo il pandemonio tra una cosa e l'altra. Come si suol dire, la legge è che quando io e il Pioco ci decidiamo a fare qualcosa assieme, succede sempre qualche cagata. Tipo cagate varie. Allora, adesso siamo in via Cadello. in via Diego Caghello. Mischino, aveva la diarrea, si è cagato addosso. Stiamo andando da MediaWorld e siccome questa prima parte di vlog è durata più o meno 6-7 minuti, compreso il racconto del Pioco, adesso appena finiamo la rotonda noi vi salutiamo un attimo, facciamo un piccolo taglio e poi la seconda parte di questo vlog la vedete con la telecamera del tablet. Certo. Del Ma che tablet. cazzo è quest'ambulanza secondo voi? Là in fondo. Non sanno se ci vorrei penso da gravezzo con. Arrazzi udito, hai visto? Torval Lavrot con l'udito dei mannari. Guardate che bella che è questa rotonda. Proprio non si vede un chiocchio. No, è bella, è bella. Mi dispiace per l'ambulanza che non credo che riesca a passare qua. Con un casino. E cosa diciamo, Piocco? Ma è sopra, mi sa. No, è noi. E noi? Oh. Ma sicuro sei? Sì, ce l'avevamo detto. Comunque E mondi non adesso sbagliamo, mi sa. Momenti. Rispetto a su che vista. Perché dovevamo andare in cosa? Non comprendo nulla. Quanti sono di noi? Beh, che sbagliamo. Ah, vabbè, dopo dare la festa rotonda. Oddio. Allora, io guido il navigatore. Allora, devi fare la rotonda, poi devi andare nella prima. Quella che c'è lì, la parallela. Non è questa se mediana, questa no, è- 5-5 battalo. E noi dice se mediano di scorrimento. A se mediano, io sono Diana di cognome, quindi mediana. Ah no, mi pare che era a Resoia. A Resoia il navigatore. Non so se sentite la voce, né nostra né del navigatore. Comunque, scritta nota non si intende. in questo momento vi salutiamo, ci sentiamo alla seconda parte. Saluta Bella. Piocco, un bacio a tutti quanti. Oh ragazzi, ce l'abbiamo fatta alla fine. Ci siamo comprati. Porco. Va? Ci siamo comprati. Ottedusu! Tutte e due. Agitorio! Agitorio sta chiamando. Tutte e due, io mi sono comprato il Samsung, giusto? Sì, Galaxy Samsung Tab. Galaxy Tab 2, 2. pensione Sargenti Morendi. Direzione nord, sta per dire. Morendo. E invece Subiocchi ha comprato il Galaxy Nexus. No! Il Google Nexus 7. Bravo, giusto? quello 2013. Ma scusa, però, non esiste ragazzi, anche un Galaxy il Nexus? nuovo. Galaxy Nexus è il mio telefono. Ah, ecco, quindi il Galaxy Nexus del mio telefono invece sembra un vecchietto come invece. Sto facendo apposta, giustamente. Siamo dovrebbe essere Movizas. Penso di sì. No, non si vuole. Signore. No, non si può. Non si può. La freccia era al contrario, ma mi sembrava che. Stavamo rischiando di andare in faccia a Sargenti. Vabbè, va. Non voglio fare infrazioni, ragazzi. Non vogliamo infrazionare niente. Che adesso senza Ragazzi, stiamo tornando soddisfatti dopo aver fatto il danno. Piocco, cosa ci racconta di questa esperienza? Ma a parte la brufura per Su garage. sto garage che la brufura,
No, più che altro abbiamo fatto un casino per venire. Poi su Viocchi dal momento gli è venuto lo schiribizzo, se l'è comprato anche lui il tablet. Parte, Non ci ha visto più. Ve lo consiglio, non è ancora aperto. Beh, ovviamente abbiamo preso solo il wifi. Perché alla fine 3G abbiamo il telefono, non ce ne facciamo un cazzo. Abbiamo il telefono, non c'entra manco una bella pizza. Più che altro su Viocchi forse potrebbe garantirvi una qualità nella facecam migliore con il Galaxy A Wabibi. Eh sì. La cosa figa che non vedo l'ora di provare. Te zittisi? Non si sta zitta, ragazzi. Adesso dobbiamo andare lì alla rotonda e girare. No, Vagu. Comunque dicevo, non vedo l'ora di provare Battlefield 4 con il tablet. Perché nel tablet c'è l'operazione comando. Nel senso, su Battlefield 4 ci sarà l'opzione comando. Cioè, minchia, questo qua mi sta facendo incazzare. C'è uno che mi manda messaggi che non capisce un cazzo. Comunque, minchia, io mi devo incazzare. Allora, cosa stavo dicendo? Ah, ok, su Battlefield 4 ci sarà l'opzione Commander. Dai. Tu praticamente puoi essere il Commander ed esserlo dal tablet. Ogni squadra può avere tipo da 1 a 4 Commander, una cosa del genere. No, questa che mi interrompe? E può essere in noi che non mi sbaglio. Vero? Penso Daisy. Sta cazzo se sfai, do burdo. Là pure questa bagassa. Comunque, Madonna. e praticamente il Commander su Battlefield 4 tu lo sai cosa fa? Praticamente può mettere carri armati. Cioè tu hai una visuale satellitare dall'alto e metti carri armati, mandi missili, dici oh ok da lì sta arrivando cioè è una figata allucinante. Tu immaginati tipo non lo so, io sono a casa nel divano che mi sto scazzando e tu stai giocando a Battlefield. Io dal divano mi dici mandami un carro armato su C. Tac, spawnato un carro armato, bellissimo. Tra l'altro guardate questa costruzione che mi ricorda molto Battlefield. La vedete? Davvero. Che cacchio è? Ci sono i cecchini lì sopra. C'è la sul cerunietto che sta. Il cielo nero come la patch. Allora, ragazzi, questo è stato, diciamo, il vlog speciale degli 8000. A fine vlog vedrete gli unboxing, tra virgolette, io e lui che apriamo i due tablet, ma così molto... Dai, cazzo! Molto superficialmente, perché alla fine... Guarda che... No, non ci credo. Cosa sta facendo questo? Nella corsia di emergenza. No, non è nella corsia di emergenza, è in mezzo tra la corsia di emergenza e la corsia normale. È femmina? Sei su una Sì, cogliona! femmina. No, non siamo sessisti, ma le donne al volante. Ed è tipo... Ah no, vabbè, possiamo andare. Ai. Comunque passiamo a casa tua, prendiamo il pullman poi. Oh. Poi ragazzi, dopo magari vi facciamo vedere le cose, se me da Wabibi. Arrivederci. Bella ragazzi, eccoci ritornati. Allora, quest'ultima parte di questo vlog grande panoramico che avete visto, tra virgolette, speciale per gli 8000 iscritti, lo vorrei concludere facendo questo video con la camera del tablet che sto tenendo in mano, con la camera del tablet che ho comprato appunto nella prima parte di questo video. Sto registrando contemporaneamente anche con l'iPhone nel caso succedessero problemi. E quest'ultima parte l'ho adibita a uno speciale Fact Time. Scusatemi che vedo se riesco ad appoggiare la camera dell'iPad dove di solito appoggio quella del telefono. Ok, così. Oh, perfetto, così non devo tenerlo in mano. Minca, vabbè, allora, dicevamo un Fact Time speciale. Fact Time che ho proposto nella pagina di COD, perché COD è la nostra fede, di cui sono diventato da poco admin. Allora, quindi praticamente questo Fact Time è per voi iscritti al mio canale e anche per rispondere a loro che mi hanno fatto le domande. Vorrei partire con domande. Le domande che ho scelto sono più o meno una ventina, 15-20. Avevo detto 20 ma non ce ne sono, abbastanza interessanti. Le domande sono più o meno tutte su COD e varie cose. Quindi rispondiamo alla prima. Sei un camper? Non gioco da camper, quindi. Poi mi chiedono qual è il mio rapporto deathmatch a squadre. Il mio rapporto su deathmatch a squadre è abbastanza alto, cioè nel senso 3, però giocando anche a volte col cecchino mi si abbassa moltissimo.
Diciamo che conto più i punti al minuto. I punti al minuto dovrebbero essere più o meno 600. Ehm, Mi chiedono quale secondo me è l'arma più forte di tutti i COD. E secondo me l'arma più forte di tutti i COD è l'UMP silenziato su MV2. Perché da qualsiasi distanza bastano due colpi per ammazzare. Quella è assolutamente la più forte. Poi la tua reazione quando vieni ucciso da un camper e la reazione quando ne becchi uno. Allora, la mia reazione quando vengo ucciso da un camper è sicuramente qualche bestemmia in sardo, perché sì, sono sardo e ne approfitto per rispondere alla domanda di Michele Pani. La mia reazione quando vedo un camper, quando vengo ucciso da un camper è di bestemmiare in sardo in qualche maniera molto articolata, sbattere sicuramente il mouse, questo piccolo gioiello perché gioco per PC, lanciarlo anche a volte, facendo cadere tutte le cose che ho da bere qui intorno, e poi però la mia reazione è quella di mettermi d'impegno e andare a spaccargli il culo. E cerco tutti i modi pur di andare a stanarlo, cioè io posso, non me ne frega niente se perdo la partita, ma io mi metto, mi impunto, vado da quel cazzo di camper e lo ammazzo, o cerco di ammazzarlo. Poi giochi con Xbox 360, PlayStation 3 o computer, e gioco con il computer. E poi mi chiedono anche, secondo me, qual è il miglior COD e quali sono le mie aspettative su Ghosts e se lo aspetto di più per PS3, PS4 o Xbox One. Allora, questa domanda me l'hanno fatta più di una persona. Se preferirei giocare Ghost su Xbox One o PS4, cioè ma ho capito che la vostra mente di casual gamer è molto ristretta, ma il PC dove l'avete lasciato? Cioè, questa è una cosa che mi fa girare i coglioni a livelli improponibili. Allora, quel ragazzo mi ha chiesto se giocavo su Xbox, PlayStation o computer e lo stimo perché si è ricordato del PC. E gioco su PC, che è meglio. Per qualsiasi cosa è meglio il PC. Poi rimanete delle vostre convinzioni, mi sarò coglioni di portare avanti questa campagna. Però se dovete farmi qualche domanda, ricordatevi che gioco su PC. Non è che mi chiedete preferisci per Xbox o per PS. Cioè, gioco su PC. Ho messo in chiaro questo, mi chiedono se organizzo un torneo a premi su PS3 a modalità cerca di distruggi standard o decerto, che non so cosa vuol dire. Ne verrebbe fuori un torneo magnifico. Ne approfitto per dirvi che c'è un torneo organizzato da uno sponsor che ho anche contattato, e lo trovate sul canale di Wagna.it. C'è un torneo sia per PS3 che per Xbox 360 e questo torneo è stato organizzato per dare la possibilità di vincere delle PS4 o delle Xbox One. Mi sono arrabbiato perché ovviamente hanno pensato di fare il torneo per PS3, per Xbox 360 e non per PC. Ho contattato personalmente lo staff di quelli che hanno organizzato questi concorsi e mi hanno, tra virgolette, assunto nello staff per poter fare tornei su PC. Quindi vi porterò anche tornei su PC perché credo che ce lo meritiamo. Poi, cosa ne penso di questo Call of Duty Ghost? Una domanda che mi avete fatto miliardi, e se sarà un COD rivoluzionario, se sarà sempre il solito gioco. Allora, di base è meglio che sia sempre il solito gioco, nel senso, se cambi le dinamiche a COD non sarà più COD. Se una persona cerca il realismo su COD, ha sbagliato gioco. È come andare a cercare il realismo su PES. PES e COD sono due giochi arcade. Arcade significa che cosa? Che sono competitivi in maniera aggressiva, nel senso tu devi giocare freneticamente e pensando soltanto a te stesso, mentre Battlefield, mentre FIFA sono dei giochi dove devi ragionare un po' di più, un po' più di strategia, eccetera, eccetera. COD è fatto per quello, quindi anche le ricompense varie, eccetera, eccetera. È un gioco individualista. Quindi esalta l'individuo. Quindi se io gioco a COD voglio infogarmi perché tiro la Moab. Se gioco a Battlefield mi infogo se la mia squadra fa bene. Sono due giochi diversi. È inutile che venite a cagare il cazzo dicendo ma Battlefield è meglio, ma COD fa cagare. Blablabla. Non serve a un cazzo. Perché sono due giochi diversi. Quindi io sono molto fiducioso per questo Call of Duty Ghost perché hanno messo delle innovazioni, l'hanno migliorato, ma il gioco di base deve restare lo stesso, altrimenti non si chiama più COD, e COD ci piace per questo. Poi, usi di più i cecchini, i mitraglioni, le mitragliette o i fucili a pump? Uso di più i cecchini. Io sono uno sniper, principalmente, cioè io sono nato giocando con le mitragliette o con i fucili d'assalto. Per me non aveva alcuna differenza all'inizio, poi dopo con i COD, giocando tutti i COD ho imparato a capire che le mitragliette sono più forti.
però uso di più i cecchini perché io faccio anche montaggi sniper e se andate sul mio canale ne trovate già 3. Ditemi se ne volete anche altri perché non ho problemi nel farli, anzi dovrebbe uscirne un nuovo a breve, mi è caduta una roba. E poi dopo la mia arma preferita credo che sia l'intervention. Mi sa che l'intervention è una delle mie armi preferite perché mi piace veramente troppo da usare. Poi come perché ho iniziato su YouTube, te lo dico velocemente. Ho conosciuto la community prima del gaming, volevo fare qualcosa, non mi piaceva le idee perché non ero bravo a fare altre cose. Quando ho conosciuto la community del gaming ho pensato, ma perché non provarci? Dopo tantissimi mesi che la vedevo, allora ci ho provato e basta. Poi c'era un ragazzo che mi chiedeva quali sono le origini del mio nickname e questo l'ho spiegato nel mio primissimo vlog, il vlog per i 500 iscritti, quindi andate a vedere quello se volete che ve lo spiego perché sennò questo video è troppo lungo. E mi chiedono quanti anni ho e ne ho 22 e come mai la mia pagina sta cadendo in basso e non capisco sinceramente né a quale pagina si riferisca né che cazzo sta dicendo perché non sta cadendo in basso proprio niente, anzi la pagina Sabuda, quella mia personale, ha un casino di fan, ne ha 1400 e a me vanno benissimo ed è anche molto attiva, faccio 50 mi piace ogni cosa, a me va benissimo. Si sta parlando di perché code la nostra fede, mi sembra che sia leggermente fuori luogo dire che sta cadendo in basso dato che abbiamo una frequenza di visite abbastanza alta. Poi, a che età ho iniziato a giocare a COD? Ho iniziato a giocare con COD 4, e non mi ricordo quanti anni avevo. Poi, i migliori consigli su sopravvivenza in MV3, nessuno in particolare, cercare di prendere subito le armi con miliardi di munizioni e basta, un po' giocare come si gioca a zombie, ti fai seguire, li accumuli tutti quanti e poi li spammi in munizioni a manetta. Poi l'ultima domanda, sempre riguardo a COD ovviamente, l'ultima un po' seria, dominio su Nuketown, preferisci rushare con le mitragliette o giocare con il cecchino? Tutte e due. Rushare con le mitragliette quando vado per Shami, Nuclear, più over 100, oppure giocare con il cecchino se cerco di fare qualche feed. Anche se ormai le feed su Nuketown non se le caga più nessuno, quindi non ci gioco più col cecchino, ma neanche con le armi su Nuketown, cioè nulla di particolare. Quindi ragazzi, questo vlog speciale per gli 800 iscritti finisce qua. Oggi è domenica. Domenica dovrebbe essere domenica 8, sì appunto, se la prossima è 15 questa è 8. Perché faccio questo riferimento? Perché domenica prossima è il mio compleanno, domenica 15 settembre sarà il mio compleanno e ci sarà un episodio speciale per il mio compleanno. Cioè io vi dico che ci sarà l'episodio speciale, poi alla fine spero di riuscire a farlo, se non riuscirò a farlo vi faccio vedere le candeline spente. Quindi ragazzi, a questo punto io vi saluto e mi gratto un po' la testa perché questo iPad, non iPad, questo tablet come Cristo si è, ok, spegno il coso, grazie, arrivederci.